Marco Delia, che ci parlerà del piano regionale dei trasporti e il ruolo del sistema portuale veneto. Marco Delia, che è il direttore della direzione di infrastrutture e trasporti della regione del Veneto. Prego, Marco. Buongiorno a tutti, mi associo ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto per l'organizzazione di questo incontro, in particolare a Carraro, con il quale ho condiviso un percorso professionale in Regione del Veneto, sono stato un tuo collaboratore per un periodo abbastanza importante. È con molto piacere che io oggi intervengo, non solo perché sono un iscritto all'Ordine di Venezia, ma anche perché in queste occasioni che si calano un po' negli aspetti più tecnici, non ovviamente, ma del contesto in cui intervengo, storgono un po' dall'attività più burocratica, amministrativa, anche se insomma pur sempre legata ai temi tecnici dell'ingegneria che vedono i ruoli nell'ambito delle amministrazioni. Io porto i saluti prima di tutto del vicepresidente, se no poi parliamo, sentite, non riferisci che ho riportato i saluti che per impegni già fissati in agenda oggi non poteva intervenire direttamente. Allora, il mio breve intervento è stato ampiamente introdotto da chi mi ha preceduto e riguarda la cornice di pianificazione all'interno della quale si sviluppano poi nell'ambito del territorio regionale tutte quelle azioni legate al mondo della mobilità e dei trasporti. E appunto questa cornice è il piano regionale dei trasporti, che è stato predisposto ormai a più anche 2 anni. L'ultimo piano era dei primi anni 90, poi c'è stato un tentativo intorno agli anni 2000 che non ha perfezionato il suo iter, e a luglio dell'anno scorso, di 2 anni fa, quindi in piena pandemia, il Consiglio regionale ha approvato il piano regionale dei trasporti, che si interfaccia strettamente con il piano territoriale di coordinamento, che è stato approvato anche questo un mese prima. Quindi diciamo dal punto di vista di strumenti di pianificazione, il piano di trasporto è il massimo strumento, ma che ripercorre quanto viene indicato nel piano regionale di coordinamento. È importante l'adozione di questo strumento proprio perché, soprattutto per quanto vi ho iniziato prima, cioè il fatto che a volte ci si trova ad affrontare delle situazioni impreviste, repentine. Ricordo il Covid per quanto riguarda il Porto di Venezia, il tema delle grandi navi, ma oggi abbiamo a che fare con il caro materiali, con risorse PNRR che hanno un'esigenza di essere messe a terra, come si dice adesso. Quindi l'adozione di uno strumento di pianificazione sia quello che viene chiamato un piano processo, cioè uno strumento dinamico che consente di fissare degli obiettivi, delle strategie e di raggiungerli attraverso l'implementazione di alcune azioni. Pare una banalità, ma in realtà è una novità molto importante che anche a livello nazionale si sta ragionando per strutturare in tal modo tutti gli strumenti di pianificazione. Questo consente di fatto al decisore politico di avere degli strumenti che fissano degli obiettivi e che poi possano venire implementati e monitorati all'interno di un processo dinamico e in continuo aggiornamento.
piano sostanzialmente prevede per la sua attuazione un piano che si basa proprio sulla sostenibilità, sulla compatibilità in termini ambientali, e prevede una serie di investimenti che sono di fatto quantificati in 20 miliardi di euro fino al 2030, e si articola in varianti, in azioni che sono, si dice, in project review e in fabbisogni. Significa che il piano organizzato prende atto delle pianificazioni invarianti che sono fisse, devono essere implementate a livello centrale. Faccio un esempio: l'alta velocità nell'ambito del piano, l'alta velocità è un'invariante, in quanto per la regione ovviamente è un dato diciamo intoccabile. Project review significa quegli interventi che sono, quelle azioni che sono all'interno di pianificazioni già esistenti, ma che non sono più adeguate al contesto attuale, e ovviamente definisce quelli che sono i fabbisogni. Il piano, come dicevo prima, è organizzato in 37 azioni che perseguono 8 strategie e che sono finalizzate a individuare altrettanti obiettivi. Gli obiettivi di visione del piano, quindi sono stabiliti appunto in quegli 8 obiettivi, fanno riferimento a temi che sono stati ben evidenziati anche negli interventi di chi mi ha preceduto, cioè una valutazione circa la sostenibilità economica, sociale e ambientale, soprattutto rispetto a tutte le azioni e le strategie che poi devono essere realizzate. Degli elementi che sono, diciamo, all'interno di questo piano sono i 5 piani di settore, cioè oltre al piano da una visione generale, il piano si concretizza con delle azioni e in particolare con la realizzazione dei piani di settore. Sono, quindi leggete lì, quello, diciamo, che ha più rilievo l'incontro di oggi è il piano della portualità turistica per quanto riguarda la regione, ma in generale della navigazione, che però viaggiano tutti parallelamente. L'attività è partita nel 2021, subito dopo l'applicazione del piano. Questo sono il cronoprogramma di attuazione dei vari piani, quindi vedete che si conta entro il 2023 di completare l'implementazione di questi piani, che saranno poi gli strumenti attuativi attraverso cui si concretizza la politica regionale nell'ambito della mobilità e delle infrastrutture. Quindi piano di viabilità, parliamo ovviamente di viabilità delle strade, il piano della mobilità ciclistica, che parlando di finanziamenti PNRR è forse il piano che beneficia di finanziamenti in questo momento. Il piano della portualità turistica, come accennavo prima, il piano neve, che in realtà è un piano della mobilità sostenibile montana, in quanto la legge regionale definisce come piano neve, ma la neve, diciamo, da un punto di vista degli scenari futuri, probabilmente sarà una finestra sempre più stretta nell'ambito dei cambiamenti climatici, quindi la regione si deve attrezzare per fare in modo che dal punto di vista di fruibilità delle zone di montagna attraverso gli impianti di risalita prevenga appunto i fenomeni, gli scenari che potremmo vedere da qui a qualche anno. I piani, come dicevo prima, sono di fatto degli strumenti che si concatenano l'uno con l'altro. L'elemento che non ha valore di piano, ma che è, come dire, l'anello di congiunzione di tutti questi piani, è quello che anche questo è stato presentato al gestore delle infrastrutture il mese scorso alla fiera della logistica, è quello che viene chiamato lo strumento sui fabbisogni della logistica, che fa una fotografia di quelli che sono, qual è la situazione dal punto di vista dei dati della logistica e che diventano un elemento base per la predisposizione anche degli altri piani. Il territorio, cioè Venezia e Sopporto, sono al centro
di Veneto, in particolare Venezia, dei corridoi TEN-T, quindi ce ne sono su 4 che attraversano l'Italia, 3 interessano il Veneto, come sappiamo, quindi diciamo Venezia, il Veneto sicuramente un nodo importante, un procedimento importante per quanto riguarda i traffici delle merci e delle persone, ha 4 nodi di Eurocore per quanto riguarda la classificazione europea e 3 nodi comprehensive. Ovviamente Venezia è il centro dei nodi core e anche Verona per quanto riguarda gli aspetti logistici. Qualche focus sui temi della logistica, che sono, come dicevo, l'elemento che è aggregante per quanto riguarda gli altri elementi di pianificazione. Della maglia c'è indicata i porti, gli interporti, i porti e i terminali merci. Gli interporti che sono indicati Verona, Padova, ci sono ovviamente anche Rovigo e Portogruaro, ma come classificazione interporto, ma ovviamente una dimensione di una scala decisamente diversa. Quindi il piano prevede di valorizzare i nodi chiave, tra cui appunto quelli nodi di Venezia. Allora, sui temi sempre della logistica e dei temi prioritari che emergono da questo approfondimento, ci sono i temi semplicissimi di approvazione della ZLS, il tema della formazione della forza lavoro per la transizione ecologica e anche il tema, come dire, di governare il mondo delle nuove tecnologie nell'ambito del trasporto. In questo momento storico il tema del trasporto di droni è assolutamente di attualità. Abbiamo come regione sottoscritto il protocollo con ENAC e ci accingiamo ad approvare in sperimentale dei primi servizi strutturati di trasporto con questa modalità. La regione, nell'ambito sempre di questo ruolo che si deve ritagliare, definito dal piano, assume ovviamente il ruolo di coordinamento e di regia nell'ambito anche di iniziative che non la riguardano direttamente. Una per tutte è il patto per lo sviluppo del sistema logistico del Veneto, sottoscritto proprio dall'autorità del sistema portuale, con le altre autorità del sistema portuale, che si inserisce anche questo all'interno di una visione di carattere regionale, ma non solo, in quanto ovviamente i temi della logistica devono essere analizzati in una dimensione sicuramente sovraregionale. Qui sono, diciamo, ho portato alcuni focus sui contenuti di questo documento e rileva ovviamente alcune criticità, cioè circa la saturazione dell'attuale rete infrastrutturale, la connessione con i progetti in corso, tra cui il tema della Pedemontana Veneta, che sapete entrerà in esercizio completo tra qualche mese, quindi diciamo cambierà sicuramente lo scenario anche da un punto di vista logistico e oltre al tema ovviamente dell'accessibilità, un tema molto trasversale che riguarda tutti i settori del territorio. Focus importante è quello legato alle opportunità anche connesse con il porto, è la rete di navigazione interna. Sappiamo una delle principali, forse la principale regione italiana che ha un sistema infrastrutturato di navigazione interna. Qui ritorniamo sui temi della sostenibilità ambientale e oltre ai temi delle opportunità di tipo turistico che la rete offre. Sono 135 km il sistema ferroviario, oltre a una rete minore per un complessivo che avete visto di 430 km.
ultimi due concetti, come ho già riferito precedentemente, il piano della portualità turistica e della navigazione è uno dei documenti del piano trasporti. Ci accingiamo in questi giorni a confrontarci con i portatori di interesse per ragionare su questo strumento di pianificazione. Ovviamente è un tema che riguarda molto l'età in termini minori, quindi, però ha un giro, come dire, di interesse molto molto importante per il territorio e soprattutto con il futuro di Venezia. Il piano, giusto per riprendere quello che è stato anche evidenziato precedentemente, il piano nell'obiettivo proprio 1, nell'ambito della strategia 2, prevede, parla proprio di porto, no? Quindi dare gli indirizzi legati alla promuovere la comodalità mare-ferro e quindi modale del trasporto merci, e prevede queste due specificazioni che riguardano lo sviluppo degli interporti, il potenziamento dei nodi core e l'integrazione con la navigazione interna interregionale, prevede la centralità del sistema portuale veneto nell'Alto Adriatico e l'aumento selettivo della capacità dei terminal portuali per il migliore rilevamento dell'offerta strategica dei porti ovviamente di Venezia e Chioggia. Il salto di aggiornamento, questa è l'ultima slide. Il porto ovviamente è un sistema strategico per la regione. L'Italia ovviamente ha una dimensione di tipo europeo, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista del fatto che presenta tutte le modalità di trasporto, marittima, ferroviaria, stradale, fluviale, oltre che da un punto di vista energetico. L'area di Porto Marghera rappresenta un polo industriale e un hub energetico. Questi sono le sintesi in pillole dello strumento della logistica che stavo prima raccontando. Le azioni che il porto sta attuando, come l'implementazione del piano operativo territoriale, si inserisce all'interno di questa cornice che è il piano regionale dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo intermodale, ma per esempio nell'ambito del progetto Venice Link, cioè del potenziamento della connessione ferroviaria tra la dorsale mediterranea e il porto di Venezia, e emerge che è necessario attuare iniziative strategiche che vedono il porto al centro di questo sviluppo, con i progetti finanziati nell'ambito PNRR nominati Marghera, che riguardano appunto il potenziamento dell'area di Marghera, oltre che Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, oltre al tema che si comincia a ragionare adesso da un punto concreto, cioè il porto di Venezia nell'ambito del tema della ZLS tra Venezia e l'area del Rodigino, e in questo contesto la Regione vuole assumere quel ruolo di coordinamento al fine di perseguire queste azioni e a contribuire al raggiungimento efficace dei risultati degli obiettivi che si fissano. Io con questo ho concluso.